su un'autostrada tedesca la fuga di Filippo Turetta. Il ragazzo è stato identificato nella tarda serata di ieri, ma la notizia è stata comunicata solo in mattinata. Il giovane è accusato di omicidio e sequestro di persona. A Barcis e Piancavallo, dove è stato trovato il corpo di Giulia, sono ritornati i RIS. L'ispezione cadaverica rivela l'orrore: la ragazza è stata coltellata al capo e al collo. Siamo tutti sotto shock. Filippo è sempre stato un ragazzo modello, volevamo bene a Giulia, dice nel tardo pomeriggio il papà del 22enne arrestato in Germania. Il dolore composto del papà di Giulia, Gino Cecchettin, e della sorella Elena. Non possiamo permettere che succedano altre tragedie del genere. Dalla speranza allo sconcerto è stata una settimana di mobilitazione per pompieri, volontari e forze dell'ordine. Dubbi su una permanenza di Filippo tra Pusteria e Austria. I tempi di estradizione per Turetta saranno rapidi, assicura il ministro della giustizia Carlo Nordio, presente al flash mob promosso in Piazza dei Signori a Treviso. Giulia è la figlia, la nipote, la sorella di tutti. Il coro è unanime a Treviso, così come tutto il Veneto. Al flash mob sono arrivate anche le ragazze del movimento Non Una di Meno. Allora, di nuovo a Vigonovo, in diretta con Ilaria Marchiori. Grande. La luce delle candele illumina questa sera la presenza di più comunità unite per abbracciare simbolicamente la famiglia di Giulia, unite per far vivere Giulia dentro ognuno di noi, dove nessun altro potrà scalfire il suo sorriso. Voglio esprimere solo il mio grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini che in questa settimana hanno collaborato alle ricerche di Giulia. Le prefetture, l'Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, per la loro professionalità e l'umanità dimostrate sul campo. Così come tutte le volontarie e i volontari della Protezione Civile e gli uffici di coordinamento della Città Metropolitana di Venezia e di Padova e della Regione Veneto. Alla famiglia garantiamo e garantiremo ogni appoggio e il nostro aiuto. Ci impegneremo a fare tutto il possibile per prevenire altre tragedie come questa. Dopo questo mio breve intervento seguirà l'intervento del sindaco di Saonara, Michela Lazzaro. Ascolteremo insieme la musica di un film, le musiche di Jan Tiersen che Giulia amava. Con l'ascolto di questa musica concluderemo poi così questa nostra fiaccolata. Buonasera. Buonasera. Siamo qui stasera, tutti insieme, a ricordare Giulia, a compiere il nostro atto come comunità, abbracciare forte la famiglia, il papà Gino, la sorella Elena, il fratello Davide, gli zii, le zie, i nonni e tutta la nostra comunità, in questo momento buio e straziante di dolore. Giulia è figlia della nostra comunità, il suo sorriso è impresso nelle nostre menti. Amica di tante ragazze e tanti ragazzi, delle nostre figlie e dei nostri figli. Giulia è stata una donna solare, buona, coraggiosa, forte, che aveva affrontato appena un anno fa, insieme alla sua famiglia, il lutto enorme della perdita della mamma Monica. Tutte e tutti speravamo in un finale diverso, nel ritorno a casa della nostra dolce Giulia. La luce della speranza non si è mai spenta, ma non è stato così. Giulia in questi giorni, come chi ha avuto la fortuna di conoscerla, è stata capace di conquistare con il suo meraviglioso sorriso e con la sua semplicità il cuore di tutti noi, di tutta l'Italia. Giulia ha frequentato le scuole a Saonara. In parrocchia ha sempre partecipato con entusiasmo, condivideva tante amicizie e coltivava il talento di diventare illustratrice di storie di bambini.
grazie alla sua contagiosa spensieratezza e semplicità. Giulia giovedì avrebbe concluso il suo percorso di studi all'Università di Padova con la discussione della tesi di laurea in ingegneria biomedica. Le è stato impedito, non ha potuto gioire di questo traguardo. Le è stata strappata la vita. Manteniamo il ricordo di Giulia questa sera e nella nostra quotidianità. Trasmettiamo il vero amore, la grande generosità di donarsi agli altri, come ci ha sempre insegnato Giulia. Diffondiamo questo messaggio forte, diventiamo tutti noi portatori e portatrici di quegli insegnamenti che impediscano tragedie simili. L'amore non è un meccanismo perfetto, l'amore non è violenza, non è possessione, l'amore non grida, l'amore è la più bella espressione di donarsi silenziosamente agli altri. Che il sorriso, la dolcezza, la bontà e la purezza di Giulia rimangano nei nostri cuori e possano essere la forza di andare avanti. Cara Giulia, ci consola il tuo abbraccio con la tua mamma. Insieme date la forza a chi vi ama di affrontare di nuovo la vita nel ricordo del vostro identico e contagioso sorriso. Ora ascolteremo la musica che ci ricorderà di Giulia.
A nome di tutta la famiglia ringraziamo tutti i presenti. Buona serata e buon rientro a casa a tutti. Allora Ilaria, sono stati davvero momenti toccanti questi, anche con la canzone per ricordare Giulia, che adesso riparte. Sì, Nicola. Allora, se sei d'accordo, Sì. adesso Giulia, come c'è... Sì, Allora, se questa sei è la colonna sonora di un film, Il favoloso mondo di Amélie, che Giulia amava molto e che Certo. ci avevano raccontato, aveva fatto quasi sua come filosofia di vita un po', quella di un mondo colorato, e lo descrive anche il fatto che lei volesse dedicarsi a creare illustrazioni per i bambini, che lei amava tanto. Adesso stanno ritornando a casa, mentre qui sulla piazza rimangono tutte le persone che hanno deciso di accompagnare la famiglia in questo momento. Quindi li stanno riaccompagnando a casa. Sono anche riusciti a trovare la forza di essere qui in questo momento, che vi assicuro non è un momento semplice nemmeno per noi. Lo sento Ilaria, lo sento. Allora, facciamo così, non è facile neanche per me, devo dirti la verità, nonostante 7 ore di diretta. Allora, e nonostante abbiamo raccontato davvero a lungo quanto è successo. Allora, io direi di fare una cosa del genere, Ilaria. Devo far vedere i servizi di Treviso, perché dobbiamo fare il riepilogo di questa giornata. Voglio solo capire, eventualmente vorrei che tu restassi in linea durante il TG di Treviso, per poterti collegare magari con qualche sindaco o qualcuno dei presenti. Stiamo seguendo la famiglia nel ritorno a casa? Sì, ora noi la stiamo seguendo. Allora facciamo nel così, ritorno a arriviamo casa. ad accompagnarli verso casa, dopodiché resti collegata e io riassumo la giornata di oggi con i nostri servizi, servizi di oggi. Quindi si sta chiudendo una giornata difficile per Vigonovo, una settimana difficile per Vigonovo, se ne riapre un'altra nella quale la parola chiave è speranza, la speranza che qualcosa cambi. Tanti hanno detto oggi, da domani si deve cambiare registro. Speriamo che davvero sarà così. La forza e la dignità della famiglia di Giulia dimostrano che si può pensare anche al domani e a fare qualcosa perché tutto questo cambi. Crediamo e speriamo sia davvero il primo passo questo, e speriamo che non sia soltanto un'altra fiaccolata. Ne abbiamo viste raccontate purtroppo tante di fiaccolate, anche e spesso per le donne. Forse l'eco di questa vicenda, per le modalità, per come era Giulia, forse la sua vicenda, almeno che abbia un senso, servirà a qualcosa. Il papà saluta. La famiglia è rientrata a casa. Allora, Sì, Nicola, Ilaria, ti chiedo la linea, resta collegata. Sì. Ripartiamo da dove abbiamo iniziato. Oggi resta collegata. Quando hai qualcuno che si può intervenire, fammi sapere, e restiamo sempre collegati. Chiedo anche alla regia, così in preview vedo se c'è qualcuno. Allora, abbiamo iniziato la nostra lunga edizione straordinaria, iniziata poco prima delle 11, con la notizia della fine della fuga di Filippo Turetta. Ripartiamo da qui con Christian Arboit.
La fuga di Filippo Turetta termina alle 22 di sabato su un'autostrada tedesca, la A9, all'altezza della cittadina di Bad Dürrenberg, a circa 150 km da Lipsia. Siamo nel cuore dell'Europa. La Fiat Grande Punto Nera si trova in corsia d'emergenza, in panne, la benzina è finita, le luci spente. Sono alcuni automobilisti di passaggio a chiamare la polizia, che una volta sul posto identifica il giovane. Su di lui il mandato di cattura europeo scattato venerdì mattina come conseguenza dell'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio, diventato omicidio con il ritrovamento del corpo di Giulia 24 ore dopo nel canalone tra Barcis e Piancavallo. Agli agenti tedeschi Filippo appare stanco e rassegnato, non oppone resistenza e viene portato in un ufficio di sicurezza. La notizia è confermata solo a metà mattina, a quasi 7 giorni esatti dall'inizio dell'orrore, 7 giorni di frame, telecamere e segni inequivocabili del suo passaggio da Zero Branco a Lienza. In un distributore automatico vengono trovate delle banconote insanguinate, ma è la prima ispezione cadaverica compiuta su Giulia a rivelare una furia cieca. La ragazza è stata coltellata, forse addirittura 20 fendenti alla testa e al collo, un massacro. Non solo, in questa strada secondaria della Valcellina Filippo avrebbe portato il cadavere in braccio giù lungo il dirupo, deponendolo sotto una grande roccia e coprendolo con alcuni sacchi neri trovati nelle vicinanze, e questo verso le 3 del mattino. I RIS qui sono ritornati anche nelle scorse ore. Resta da capire quale sia stato il luogo dell'aggressione fatale, considerato che si è appreso solo ora in zona industriale a Fossò è stato trovato e repertato anche un coltello spezzato. Il pensiero atroce va agli ultimi istanti di vita della ragazza, caricata in auto agonizzante. Era già morta o è morta nel tragitto? Forse questo sarà chiarito dall'autopsia vera e propria. Filippo per il momento resta in Germania, il suo avvocato è in contatto con le autorità locali. Ho chiesto di farmi parlare con lui, però al momento non sono in grado di farmi parlare, mi daranno un contatto di un legale che gli è stato nominato lì. Al momento non partiranno, non andranno in Germania, anche perché da quello che si sa non dovrebbe volerci molto tempo perché torni qui, quindi al momento non partiranno. Non lo sappiamo, ci potrebbero volere qualche giorno, come una settimana. Ecco, io questo non dipende dalle autorità tedesche. La fuga di Filippo nel cuore dell'Europa è finita dopo, dicevamo, 7 giorni di fuga. Gli inquirenti stanno ricostruendo tutti i passaggi. Il 22enne potrebbe essersi rifugiato per qualche giorno tra Pusteria e Lienz in Austria. Da noi c'era stata questa comunicazione che dicevano che erano passati per San Candido, e quindi l'ultimo mercoledì c'è stata sia la polizia che i carabinieri che ci hanno chiesto, siccome abbiamo le telecamere davanti al bar che fanno vedere su tutte e due le piazze, di controllare sia martedì che mercoledì per vedere se trovavamo qualche indizio, qualche cosa. Il sentore che Filippo potesse trovarsi tra Pusteria e Austria è stato forte, fortissimo per tutta la settimana. Marco da Pozza è titolare di un bar in centro a San Candido, tra i territori più setacciati da pompieri volontari e forze dell'ordine. Il centro altoatesino è controllato 24 ore su 24 da un sofisticato sistema di telecamere e webcam, un'allerta specifica pochi giorni fa. E anche giovedì, perché giovedì c'è stato anche un altro nel prossimo paese che è Verschaco, un funerale. Lì i pompieri, i vigili del fuoco hanno detto che perché siccome il defunto era un vigile del fuoco e loro hanno dovuto fare ancora un intervento prima del funerale perché hanno dovuto controllare delle strade, le stradine su in montagna, nel monte del Montelmo e nella zona qui dei dintorni. Prima di arrivare in Pusteria e quindi Austria, la Punto di Filippo era stata catturata dalle telecamere presenti a Ospitale, frazione sopra Cortina, sulla statale di Alemagna, imboccata dopo aver fatto tappa sul Giau, Palafavera, lo Zoldano, la diga del Vajont, la Valcellina, Piancavallo e Barcis, il luogo del ritrovamento di Giulia. Chiaro che la macchina delle ricerche si sia concentrata in questo angolo di Alto Adige, che in bassa stagione è pieno di immobili sfitti, percorsi, malghe, a Lienz, che si trova a circa 40 km da San Candido. L'auto di Filippo sarebbe stata ripresa mercoledì. Lienz, capoluogo dell'Ostirol, ma anche snodo strategico per Tirolo e Carinzia. Forse questo Filippo, da appassionato di montagna, lo sapeva bene. Ci sono 2 strade che si possono fare, ma anche molto di più, però una, come dice lei, si chiama il Felbatauern, è
è un passo, no, che in inverno spesso a volte chiuso da tanta neve che c'è, ma adesso è ancora aperto. Può essere che sia passato in là, come può essere che abbia fatto l'altra strada per Zell-am-See, che abbia fatto l'altra... Zell-am-See, quindi verso la Carinzia. Sì, giusto, sì, giusto, che è più comoda. L'altra, oltre il passo, è un po' più difficile, un po' più tortuosa. Scattano le ricostruzioni, ma restano il dolore e lo shock di intere comunità. Volevo fare le condoglianze alla famiglia e a tutti i parenti della povera ragazza, non solo da parte mia, ma da parte del comune, sicuramente da parte di tutto dell'Alto Adige. Ci dispiace tantissimo che sia finita così. Eravamo tutti in trepidazione, speravamo in un lieto fine, però purtroppo è successo quel che è successo. Un figlio in fuga e una famiglia completamente sotto shock. Le parole di Nicola Turetta, il papà di Filippo, raccolte da Valentina Visentin durante la nostra edizione straordinaria. Scusate, ma siamo ancora sotto shock da quello che è successo, che ha combinato nostro figlio. Mia moglie proprio non è in grado di scendere e non capiamo come possa essere successa una cosa del genere. Porgiamo le massime condoglianze, siamo vicinissimi alla famiglia di Giulia, perché la volevamo bene, l'avevamo conosciuta bene, veniva qua con Filippo, si vedevano, sembrava una coppia perfetta e quindi non so come poter rimediare, cioè non c'è nessuno porterà più la Giulia, ma siamo molto vicini a questa famiglia e quindi non riusciamo a capire come possa aver fatto una cosa così, un ragazzo che abbiamo cercato di dare tutto quello che potevamo dare e penso fino a quel maledetto sabato che praticamente sembrava che facesse, ha sempre comportato un ragazzo che purtroppo io da padre ho giudicato, pensato che fosse un figlio perfetto, perché non mi ha dato mai nessun problema né a scuola né con i professori, né mai un litigio con qualche compagno di scuola o che altro, mai. E non ha mai alzato le mani neanche con suo fratello, neanche una baruffa la più minima e quindi trovarmi con una cosa del genere è una cosa che voi capite non è concepibile, non ci deve essere qualcosa che è entrato in lui, non so, qualcosa nel cervello, gli è scoppiata una valvola, non lo so, perché poi mi ricordo che la prima volta che si erano lasciati lui diceva ma io mi ammazzo, non posso stare senza la Giulia. E io dicevo scusate, ma da papà, insomma, anch'io avevo 20 anni all'epoca, dicevo ma sì, ne troverai altre dimorose, non ti preoccupare, quello che fanno tutti, penso, i genitori dicono ma sì, non ti preoccupare, ma no papà, senza la Giulia non posso più vivere. Ho detto vabbè, piano piano dopo ci sono rimessi insieme, ho detto vabbè, meglio così per loro e invece dopo si vede che di nuovo la Giulia avrà capito che non era il ragazzo per lei, non lo so, e si sono lasciati ad agosto, ma poi si sono ripresi perché si vedevano all'università e lì ancora, ma io penso, sono sicuro che la Giulia non avesse, perché una sensazione che lui le avesse torto mai un capello, perché sennò non avrebbe continuato comunque a uscire se lui gli faceva stalking o che altro. Lei era, secondo me, si sentiva anche protetta, non protetta, però era sicura che quando usciva con lui non rischiava niente, perché sennò in tutti questi anni, al minimo lo vedi un ragazzo se ti fa qualcosa, se è violento oppure un po' burrascoso, devo dire che lei era abbastanza, forse tanti episodi in cui sembrava possessivo, tanti episodi in cui la controllava, tanti episodi in cui sembrava non accettare. Sì, ma quella là, ho sentito che l'ha seguita una volta perché lei si è dato appuntamento a Padova per andare a prendere dei vestiti, che dopo lei ha detto ma non venire, invece dopo lui è andato e si è fatto trovare lo stesso sotto l'autobus, ma è successo una volta, non è che lui andasse tutte le sere oppure sotto casa di lei, chi è che non l'ha fatto? Anche a me memoria. Andavo, però voglia di riabbracciarlo, di vederlo, suo figlio. Questo è un'altra, quando mi hanno detto che l'hanno trovato e che se voleva anche andare in giro, è una cosa dura, non sapevo più se, non è quella cosa che, perché non è che sia tornato da un viaggio,
E quindi sì, dico ma sì, perché avrei preferito che forse la cosa finisse in un altro anche modo. Purtroppo sì, però dopo è mio figlio e quindi ho detto devo dargli forza che comunque la vita deve andare avanti e quindi spero di vederlo. Ecco. Basta, perché comunque... Pensava fosse morto, invece è vivo. Quindi quando lei ha saputo che era stato arrestato, forse ha avuto la speranza di rivedere ancora suo figlio. Sì, anche sì. Sì, però come le ripeto è stata un'emozione che non so se ero completamente contento, perché quando ho trovato il corpo di Giulia ho detto che anche lui, non vorrei, sono cose... Il pericolo era quello che anche lui magari non ci fosse stato più, ecco. Esatto. Signor sì. Nicola, prima l'aggressione sotto casa, poi l'accoltellamento... Io penso che siano successe tutto insieme, nello stesso momento. Vabbè, adesso lasciamolo andare. Grazie, Abbiamo provato. Mi dispiace ancora, grazie, scusate. Un'altra cosa, volevo far capire, adesso anche vedo tutti questi che varie supposizioni, questo, mio figlio sì è stato quello, ha combinato e pagherà per quello che ha fatto e che la giustizia faccia il suo corso, eccetera, ma voglio dire c'è anche una famiglia, c'è anche un suo fratello, insomma, che bisogna anche capire bene, perché dopo non è facile per affrontare anche per il fratello queste cose, vedere messo descritto come un mostro, perché non lo è mai stato, non può essere. Chiamerà Gino Cecchettin, so che avete scritto una lettera. Sì, ma bisogna trovare anche il coraggio per farlo. Ecco. Queste le parole forti di Nicola Turetta. Torniamo a Vigonovo, l'ultimo collegamento. Ilaria Marchiori è con, credo, 2 dei sindaci che hanno partecipato a questa fiaccolata. Ilaria. Sì. Sì, siamo qui con il sindaco di Salzano e di Martellago. Allora, Saccarola, avete deciso di partecipare anche voi proprio per dare un segno, ma soprattutto dimostrare la vostra vicinanza alla famiglia Cecchettin. Certamente sì, infatti come tutti i sindaci presenti oggi siamo qui per testimoniare, portare la nostra testimonianza e vicinanza a questa famiglia. È il momento del silenzio, il momento di andare a casa, pensare, parlare con i nostri figli e sicuramente che passa questo periodo, soprattutto anche per la famiglia di Giulia. Ecco, sindaco, prima parlavamo di avere anche delle figlie, delle figlie femmine. È ovvio che c'è più paura. Sì, rischiamo di essere un po' ripetitivi in questi giorni perché siamo qui tutti quanti con lo stesso pensiero e le parole a volte non riescono a dimostrare quello che effettivamente abbiamo dentro di noi. Tutti abbiamo una figlia, ci sentiamo un po' tutti papà di Giulia. Non deve più succedere, queste cose sono delle cose che ti restano dentro, è una tragedia immane. Noi dobbiamo solamente insegnare ai nostri ragazzi che la vita è una cosa meravigliosa e Giulia si stava per laureare, per mettersi a disposizione degli altri per tutto quello che aveva imparato nella vita e purtroppo è andata via. Cose che non dovrebbero più succedere, non devono più succedere, dobbiamo impegnarci, soprattutto noi che siamo sindaci, soprattutto noi che facciamo politica nel nostro territorio. Grazie anche a lei sindaco. Non so se prima siete riusciti a vederlo, ma quando il papà di Giulia è entrato in casa ha salutato tutti, l'abbiamo visto. Ha fatto un cenno con la mano a tutti con un sorriso, ringraziando davvero tutti dal profondo del cuore, e c'è stato un altro applauso. Dopodiché è entrato dentro, sono arrivati anche gli altri familiari. Adesso è il momento davvero di lasciarli nel loro silenzio e purtroppo anche nel loro dolore. Ringrazio il sindaco di Salzano, il sindaco di Martellago, e qui da Vigonovo restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio per il vostro lavoro di oggi dalla mattina. Anche voi come Valentina Visentin e come anche i tecnici che mi stanno seguendo in questa edizione straordinaria. Allora, hai parlato del papà, di papà Gino Cecchettin. Allora rivediamo le parole che aveva detto un'ora prima della fiaccolata, poi andiamo in pubblicità. Le parole sul domani. Adesso faremo qualcosa perché la famiglia Cecchettin vuole guardare al domani. Sentiamo. Stavo dicendo che da questa vicenda deve nascere qualcosa. Noi come famiglia ci impegneremo attivamente affinché questo non succeda più.
Ci impegneremo attivamente in qualsiasi modo perché altre ragazze, altre donne, io ed Elena, parlo a nome anche di Elena, e assieme all'onorevole Semenzato sicuramente faremo qualcosa. A noi come famiglia ovviamente Giulia manca tantissimo, l'avrete visto dai miei messaggi di questa mattina, però dobbiamo farci forza e guardare al futuro. Lei proprio stamattina ha lanciato un messaggio a tutte le donne, a tutte le ragazze. Assolutamente a tutte le donne. Guardatevi bene nella vostra relazione, qualsiasi di comunicare col papà, col fratello, con chiunque vi possa dare fiducia, ma se avete anche solo il minimo dubbio che la relazione non sia quella che voi desiderate, comunicatelo, perché è solo in questo modo che avrete salva la vita, per non essere qui a celebrare di nuovo un altro femminicidio. Ecco, io come padre ovviamente mi faccio delle domande, purtroppo il tempo è passato, è troppo tardi adesso. Facciamo qualcosa per chi ancora ha la possibilità di restare qua. Elena, anche tu hai scritto dei post forti sui social. Certo, perché mi sembra il minimo. Mi sembra il minimo, perché pensare a mia sorella, pensare che un minuto di silenzio non possa fare la differenza. Un minuto di silenzio per Giulia non è necessario, bisogna prendere questa cosa come un esempio e trasformarla in potere per trasformare quella che sarà la vita di altre persone nel futuro, perché starcene qua con le mani in mano a piangere non serve a nulla. Dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e le ragazze del presente che sono ancora qui con noi oggi, perché Giulia questo avrebbe voluto. Così Gino ed Elena Cecchettin. Intanto è stato convalidato l'arresto di Filippo Turetta da Halle in Germania. La polizia scrive in un aggiornamento del suo primo comunicato che il 21enne cittadino italiano è stato portato davanti al giudice del tribunale di Halle intorno alle 17 di oggi. Quest'ultimo ha deciso che l'uomo deve essere posto in arresto. Turetta è stato portato in un centro detentivo nella città di Halle. Da qui ripartiamo subito dopo la pubblicità con il ministro Nordio. Pubblicità. Di nuovo in diretta, dunque convalidato l'arresto di Filippo Turetta in Germania. I tempi di estradizione devono essere rapidi, così il ministro della giustizia Nordio stamattina a Treviso. Per quanto riguarda la giustizia, noi abbiamo già inasprito le pene, abbiamo creato dei nuovi reati. Diciamo che dal punto di vista normativo quello che si poteva fare è stato fatto, però ricordiamoci che la repressione penale non è incisiva più di tanto in queste situazioni. Quello che occorre è la prevenzione del reato e quindi questo si può avere soltanto attraverso l'educazione, attraverso l'informazione e attraverso un cambiamento radicale di mentalità da parte di molti maschi che ritengono ancora di essere i detentori del potere fisico e psicologico nei confronti delle donne. Questo si può fare soltanto attraverso l'educazione. L'educazione però inizia in famiglia e quindi bisogna educare anche i genitori oltre ai figli, perché è nelle prime fasi della vita che si sviluppa la concezione del bambino nei confronti del prossimo ed è una concezione che deve essere ispirata al rispetto di tutti i soggetti e in particolarmente di quelli deboli. Purtroppo questi fenomeni sono accaduti anche nel passato, ma oggi hanno una sorta di accelerazione che per certi aspetti è inspiegabile e quindi noi dobbiamo capirne le cause, ma ripeto, il modo migliore per intervenire efficacemente non è soltanto la repressione penale, ma è quello dell'educazione, della informazione e della sensibilità, soprattutto da parte dei genitori nei confronti dei figli più giovani, per educarli ad essere rispettosi verso gli altri. Sui tempi di estradizione di Filippo Turetta, il ministro è chiaro. Saranno rapidissimi. Saranno rapidi? Sì, in questi casi sono molto rapidi. Ok. Probabilmente questo adesso diciamo, tutto dipende dalla magistratura di Venezia, ma certo, giuridicamente i tempi sono molto rapidi. Era presente il ministro Nordio insieme a tantissima gente alla flash mob in Piazza dei Signori a Treviso. Io sono Giulia.
Lacrime, dolore, tristezza. Oggi tanta gente ha risposto al flash mob organizzato in Piazza dei Signori, fiori in mano e le sedie rosse contro la violenza sulle donne. Io credo sia non solo doveroso, ma un atto d'amore nei confronti di Giulia e di tutte le donne. È anche un segnale, un messaggio verso gli uomini per cominciare a comportarsi bene, a capire che la persona con cui vive è una persona privilegiata, è una persona a cui bisogna voler bene, quindi un segnale per tutti. L'amore vero non picchia, non urla, non uccide, ha scritto in un post il papà di Giulia. Sì, non uccide, soprattutto non deve uccidere, non deve costringere, non deve ledere la dignità e la libertà di chiunque, in particolare delle donne. È una morte che ci tocca tutto e ci deve toccare tutti, perché è la numero 105 da gennaio ed è la più giovane vittima di femminicidio che abbiamo mai avuto nel nostro paese. Il mio obiettivo da sindaco è educare gli uomini, proteggere le donne e fare in modo che ognuno sia responsabile delle proprie azioni, perché continuiamo troppe volte a pensare che il problema sia di qualcun altro. Ogni vita spezzata è una storia che perdiamo, è una donna che perdiamo. Io credo che è vero, dobbiamo dire basta, però dobbiamo agire, non possiamo più star fermi. Speriamo che la giustizia sia precisa e anche rapida e soprattutto che si possa chiudere questa pagina e che possa arrivare un po' di conforto ai genitori. Resta l'amarezza per chi poi è nelle istituzioni di arrivare sempre un attimo dopo, sempre un passo dopo. C'è una rete che funziona però su altri fronti, anche su altre tipologie di uomini. E forse qui bisogna davvero lavorare in prevenzione, ma sull'uomo. Al flash mob presenti anche le ragazze del movimento Non Una di Meno. Ancora Daniela Sizia. È un fiore per Giulia e per tutte le Giulie, perché siamo tutte Giulie, figli o madri, siamo tutte Giulie e credo sia opportuno dire basta già da oggi e lavorare e lottare perché non ci siano più questi episodi che sono tremendi. Purtroppo siamo ancora qua, nonostante lo studio e i giovani che dovrebbero fare il cambiamento, però siamo ancora qua. Lei oggi è qua in piazza per dire basta. Io non riesco, io trovo sia giusto e sbagliato chiedersi il perché nel momento che noi chiediamo il perché diamo una giustificazione a questi atti. Sono commossa tesoro, non posso parlare, mi dispiace. Per Giulia, per questa ragazza. Io ho una figlia di 17 anni. Che gli ho detto mettiti qua dietro. Cosa direbbe ad un uomo così? Cosa direbbe a Filippo? Ovviamente che si deve vergognare, che è impensabile quello che è successo. Non dobbiamo essere protette, dobbiamo avere voce, essere protagoniste e smetterla di spiegarvi come non farci del male. Partiamo dalle scuole, educatevi e parlatevi tra di voi. Siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. Siamo il grido altissimo e feroce di tutti quei corpi che più non hanno voce. E poi c'è l'angoscia per una ragazza di 16 anni, Carol Bugin, che è scomparsa giovedì dopo essere stata vista l'ultima volta dalla mamma nei pressi della stazione di Mestre. La famiglia, che ha presentato una denuncia ai carabinieri, ha lanciato un appello sui social mettendo un numero di cellulare al quale fornire notizie, un appello rilanciato anche da Elena Cecchettin, la sorella di Giulia.
Carol Bugin, alta 1,68 m, capelli castani, occhi verdi, lentiggini sul naso, si era allontanata mercoledì pomeriggio da una struttura di Conegliano che la ospitava in questo periodo. Non dà più notizie di sé da giovedì, l'ultimo avvistamento in stazione a Mestre. Contattare ovviamente i carabinieri se avete notizie di questa ragazza. Il numero è quello che vedete in sovraimpressione con la richiesta di aiuto. In ogni caso chiamare i carabinieri. Se vedete questa ragazza che è scomparsa, eccolo qua il numero, lo leggo male, ma casomai ve lo do in chiusura di TG, l'abbiamo fatto vedere diverse volte nel corso del telegiornale. Allora, pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora, sono le ultime notizie di cronaca di Treviso, in una edizione che è stata evidentemente, inevitabilmente dedicata a Giulia Cecchettin. Allora, c'è una violenta rapina che è successa in Viale della Repubblica alle 17 nel negozio Pittarosso. Hanno rubato in un negozio e poi sono fuggiti. Il titolare si è accorto di questo furto e ha inseguito le ladre nel parcheggio, ma ad attendere le malviventi c'erano alcuni complici che hanno aggredito l'uomo, il titolare, pestandolo. È accaduto alle 17 nel negozio Pittarosso in Viale della Repubblica. 2 le donne che erano entrate nel negozio, allontanandosi poi senza pagare alcuni capi di abbigliamento e scarpe. Il titolare è stato colpito con calci e al volto e pugni, è stato ricoverato in ospedale. Ladri e complici si sono dati alla fuga, indagano i carabinieri. Poi ancora non ce l'ha fatta Maria Cristina Ciardola, 73enne, che alcuni giorni fa rimase vittima di un incidente domestico a Biadene di Montebelluna. La donna aveva urtato, lo ricorderete, i fornelli del gas su cui stava preparando il pranzo e gli abiti che indossava si erano incendiati. Le fiamme hanno interessato il torace e gli arti con ustioni su circa l'80% del corpo. La donna era apparsa subito gravissima e questa mattina purtroppo è deceduta. Un'altra tragedia, un uomo di 75 anni di Conegliano che ha perso la vita dopo essere scivolato da un sentiero del Cimonda Piai nella zona dell'Alpago in provincia di Belluno. Stava percorrendo insieme a un amico questo sentiero, è scivolato ed è morto ruzzolando a lato del percorso per decine di metri intorno alle 14. Chiudo soltanto ricordandovi il numero per contattare la famiglia di Carol Bugin, questa ragazza di 16 anni che è scomparsa da giovedì dalla stazione di Mestre, era scomparsa si era allontanata da una struttura a Conegliano, da una struttura a Conegliano. Ebbene, il numero da chiamare, oltre alle forze dell'ordine evidentemente, è 338 586 6576. Riproporremo questo alert anche nelle prossime ore. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito in questa lunga giornata, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. La nuova settimana inizierà con un lunedì all'insegna di un generale aumento delle nuvole, senza rischio però di precipitazioni significative. Vediamo dunque insieme il dettaglio. Sul Veneto cielo piuttosto nuvoloso da subito, con locali foschie o nebbie in pianura. Con il passare delle ore non è esclusa anche qualche timida schiarita. Vediamo anche le temperature, avranno un andamento piuttosto irregolare, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 9-12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà in prevalenza coperto, come ci mostra la grafica. Dalla sera possibili deboli piogge sulla fascia orientale. Temperature minime sui 3-8 gradi, massime intorno agli 11-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si alterneranno sole e nubi, qualche addensamento poi nel pomeriggio. Temperature minime intorno a 0-1 grado, massime sui 13 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.
Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.